La scuola negli ultimi anni ha avuto approvati vari progetti europei, alcuni per migliorare quelli che sono gli impianti tecnologici della scuola nei vari plessi, alcuni per migliorare la connettività in tutte le parti della scuola. Siamo riusciti a dotare tra l'altro tutti i plessi, e parlo della sede centrale in Viale Castagnola che serve, diciamo, il territorio Librino Pigno, la sede succursale di via Casesande che serve il quartiere Fortino, e il plesso di via della Concordia che serve il quartiere San Cristoforo. Quindi siamo riusciti a dotare tutti i plessi di un laboratorio informatico per tutti i ragazzi. È chiaro che questo processo non si arresterà soltanto alla realizzazione di questi laboratori, ma l'idea era quella di realizzare almeno fin da quest'anno qualche classe in laboratori 3.0, quindi dotare tutti gli alunni di tablet e quindi poter lavorare in maniera innovativa. L'idea è questa, non sarà facile, aspettiamo anche altri finanziamenti. Noi da questo punto di vista siamo molto attenti a tutte le offerte che ci vengono date dalla Comunità Europea. La scuola, ripeto, sta avendo un'innovazione che ha portato già negli anni passati alla valutazione fatta su una piattaforma online, l'utilizzo del registro elettronico, ma anche la segreteria digitale. Quindi diciamo un processo che piano piano stiamo realizzando, che spero che possa essere completato nei prossimi anni.